passi avanti e di uscire oggi con un passo avanti. Io credo, guardate, al di là adesso delle polemiche che ho sentito prima, insomma, la novità di oggi, io vi prego di segnalarlo ai lavoratori che fuori sono in attesa, però la novità di oggi è che il governo e la regione stanno puntando a fare questo memorandum understanding. Voi mi permetterete che questo non è la stessa cosa di 3 settimane fa, perché questo significa poter arrivare a un testo condiviso con Glencore in cui c'è nero su bianco tutto quello che farà il governo, quello che farà la regione, quello che farà Glencore, ma in modo molto operativo. E nell'ambito di questo una, come dire, prefigurazione anche del contratto bilaterale. Questa roba